Andiamo subito nel Trevigiano, a Badoere, dove per noi c'è il nostro Lucio Zanato per parlare di 3 asparagi per un marchio veneto. Lucio, a te la linea. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo alla rotonda di Badoere e con Nicoletta ve la facciamo vedere perché c'è anche un mercatino in corso, ma noi siamo venuti qui perché questo è un punto del tour, un tour test potremmo definire, di ciclisti che sono partiti questa mattina sotto l'acqua dal ponte di Bassano e che arriveranno invece a Cimadolmo. Perché? Perché questo tour vuole essere un tour sia diciamo così sportivo ma anche agrituristico dedicato a un prodotto di stagione, ovvero all'asparago, quindi l'asparago di Bassano, l'asparago di Badoere e poi l'asparago di Cimadolmo. 3 tipi di asparagi, comunque asparagi veneti, che stanno ragionando insieme perché l'unione fa la forza. Però cominciamo dalla parte sportiva, perché non so se vedete hanno già i calzoni tutti con il fango eccetera, perché hanno voluto testare, non è vero Giorgio Giacomini? Avete deciso di testare questo viaggio che peraltro avete già pensato e che volete proporre a chi viene a fare un po' di agriturismo sportivo. Esatto, questa è la prima prova che facciamo per questo itinerario pilota che abbiamo provato oggi. È difficile? No. Anche per uno come me? Lo può fare qualsiasi persona, ovviamente qui che fa un po' la differenza è la lunghezza del percorso, perché fare quasi 100 km da Bassano ad arrivare a Cimadolmo un po' di gamba ci vuole, ma poco, però c'è l'alternativa. Ci si può anche fermare, però voglio dire. Si può fermare tranquillamente. Tanto è vero che noi abbiamo già visto i primi tour, nel senso che da Bassano ci siamo fermati subito a Galliera, perché avete già capito con chi avevate a che fare con il sottoscritto. Devo dire, a Galliera siamo andati a Villa Imperiale, Daniela, molto bella, faremo vedere nella puntata di agricoltura, però diciamo è stato pensato diciamo per tutte le età e per tutte le tasche, per tutti i muscoli. Sì, è molto semplice questo percorso e anche lo potete trovare anche ben segnalato, lo può fare sia i bambini, sia adulti, sia anziani, è aperto per tutti, quindi tutto in piana, c'è qualche tratto di sterrato, ovviamente l'unico incognito è che se piove ci si sporca un pochettino, ma ci sta insomma. Ecco, è una bella esperienza, sono in 7, Stabiuzzo mi pare. Sì, GS Stabiuzzo di Cimadolmo. Esatto, quindi loro praticamente sono partiti da Bassano, adesso tornano a casa e stanno testando per tutti noi questa parte che è la parte sportiva. Li lascio perché poi continueranno, invece mi sposto qui in rotonda perché ovviamente siamo venuti qui a parlare di asparagi, abbiamo parlato di asparagi con Bassano, ne parleremo con Cimadolmo quando arriveremo, ovviamente ne parliamo qui in rotonda Badoere. E con chi vogliamo parlare? Intanto, siccome siamo a casa del sindaco, ne parliamo subito con il sindaco Rostirolla. Allora, intanto bella la fascia, 25 aprile, giornata dedicata alla liberazione, giornata anche dedicata al commercio, vedo qui il mercatino, giornata dedicata all'asparago. Nella vostra comunità l'asparago quanto conta? Intanto buongiorno a tutti, nella nostra comunità l'asparago conta moltissimo perché oltre ad essere un prodotto agricolo per eccellenza, frutto del lavoro appunto del mondo contadino, è anche una buona parte economica e anche un prodotto di identità per la nostra popolazione. Ci identifichiamo attorno non solo all'asparago, al fiume Sile, alla nostra bellissima rotonda, per cui è un prodotto identitario. Ecco, quanto conta l'agricoltura nella vostra economia comunale? Ma l'agricoltura, come ben sappiamo, il settore primario non è più prevalente come lo era una volta, che è stato sostituito ancora anni or sono dal mondo dell'artigianato, però l'agricoltura conta ancora molto come soprattutto cultura di nicchia, una cultura che comunque ci fa apprezzare non solo il prodotto dell'asparago ma anche il territorio, per cui ha una valenza a 360 gradi, perché l'indotto non è solamente appunto per il mondo dell'agricoltura ma anche per il mondo del turismo, del microturismo di cui noi viviamo e di cui vivono anche le associazioni che promuovono il nostro territorio. Appunto 360 gradi, Nicoletta, per chi non conosce la rotonda di Badoere facciamola vedere perché è un tour a 360 gradi, è una particolarità la vostra che vi contraddistingue. Quanta gente arriva soprattutto dall'estero a vedere questa meraviglia del nostro territorio? Non abbiamo contezza perché non abbiamo una statistica vera e propria, ma abbiamo la statistica degli operatori che incontrano quotidianamente durante le festività
i nostri turisti. Arrivano soprattutto dalla Middle Europa, Germania, Francia, Svizzera, Austria, arrivano molti turisti che con camper prevalentemente stazionano e soggiornano magari in posti limitrofi e attraverso anche la bicicletta e le bellissime strade della Greenway e del Parco del Sile arrivano appunto per conoscere e per gustare appunto l'asparago e per conoscere il nostro territorio. Ecco, quanto è contato aver ricondotto la vecchia Treviso Stiglia in pista ciclabile e quindi in tour, in slow tour si direbbe, ma noi lo diciamo in italiano, ovvero in tour lento, in passeggiata tranquilla, e soprattutto questo ha fatto sì che sia aumentata la vostra economia del turismo qui? Assolutamente, la Treviso Stiglia per noi è l'autostrada del turismo lento della bicicletta, è un'autostrada a tutti gli effetti ed è stato una visione lungimirante il fatto di rimettere in atto, tra l'altro il primo tratto ristrutturato e sistemato è il tratto di Badoere Quinto, a cui sono seguiti e stanno per essere completati i tratti proprio fino a Ostiglia, in particolare ora sul Vicentino e sul Veronese, grazie anche all'ottimo intervento della Regione Veneto. Ecco, ma sono aumentati ad esempio, non so, le attività di ricezione, tipo, che ne so, le case vacanze, tipo gli agriturismi con possibilità di dormire? Allora, in maniera sempre lenta, come proprio il nostro turismo, però aumenta la ricettività, aumenta la consapevolezza da parte di alcuni nostri concittadini di creare appunto momenti per l'accoglimento non solo a Badoere ma anche nei territori limitrofi. Ricordiamo che l'asparago comprende 15 comuni a livello di identificazione IGP, per cui la nostra volontà, la volontà del consorzio e quella anche della Proloco è quella di espandere come caposaldo qui proprio Badoere, ma di espandere il turismo attorno al prodotto agricolo e al turismo lento, facendo squadre, sinergia tra tutti. Ecco, allora lasciamo invece il sindaco, andiamo direttamente dal presidente del consorzio, perché noi siamo venuti qui, presidente, per parlare di asparagi. La vostra annata come sta andando? Mi pare che ci sia qualche difficoltà, o sbaglio? Buongiorno a tutti, sì, ci sono state difficoltà inizialmente con il secco perché c'è stata un'annata proprio difficile, poi è partita la stagione, però c'è stato un ritorno di temperature ancora molto basse che hanno bloccato, quindi c'è una produzione molto altalenante. Prezzi, perché noi abbiamo la gente a casa che vuole mangiare uova e asparagi, quindi bisogna capire. I prezzi non sono sempre stati molto soddisfacenti, perché naturalmente il nostro è un prodotto di nicchia, è un prodotto che ha una certificazione come tutti i prodotti a marchio IGP, che sia di Badoere, che sia di Bassano, che sia di Cima d'Olmo, che voglio ricordare che è l'unica regione che ha la possibilità di avere 3 IGP, che non è una cosa da poco. Questo comportano dei costi di lavorazione e di confezionamento un po' superiori rispetto agli altri asparagi, quindi dovrebbe avere un gap un po' diverso rispetto agli altri prodotti. Ecco, ma noi siamo venuti qui perché appunto state dialogando tra aree che una volta ognuno dava per conto proprio. Riuscite a dialogare? Sì, sicuramente stiamo dialogando sempre più, siamo 3 consorzi che cercano di muoversi assieme, non solo qui in zona, ma anche quando si va a fiere all'estero, cerchiamo sempre di essere presenti assieme, con le difficoltà perché siamo piccoli consorzi, però stiamo lavorando bene, supportati anche dalle varie amministrazioni che ci danno sempre una mano e dalle associazioni che ci permettono di essere presenti in queste manifestazioni, perché in questo periodo di produzione dell'asparago siamo presenti in tutti i comuni di produzione. Ecco, allora per parlare di comuni ancora in un minuto andiamo con la Proloco, perché dietro tutte queste iniziative ci sono le Proloco. Quanti piatti di uova e asparagi state facendo voi in questo momento? Intanto buongiorno a tutti. Questo è proprio il periodo di degustarlo questo aspargo, comunque se ne fanno tanti. Al momento non abbiamo una stima, ma comunque in queste serate abbiamo avuto sempre un pienone del nostro stand, quindi una buona quanto volontariato c'è? Quanto lavoro c'è? Perché devi sapere, Daniela, che noi abbiamo fatto il giro insieme ovviamente ai produttori, abbiamo incontrato anche i responsabili delle Proloco e ho visto dietro un volontariato pazzesco e una voglia incredibile di raccontare il proprio territorio. Ad esempio qui voi raccontate la rotonda di questa bellissima rotonda. Certo, allora li dico
subito che tutte le associazioni del comune, la maggior parte lavorano tutti in sinergia con la Proloco, quindi noi siamo un po' il caposaldo, ma sono tutti personaggi del comune che si attivano proprio in questo periodo, essendo poi la Sacra Cru del nostro comune, quindi si arriva a 300, anche 400 persone per tutto il periodo che danno una mano appunto per la buona riuscita di questa manifestazione. Avete capito che è proprio un esercito che si muove, questo delle Proloco, un esercito di buona volontà per pianificare il nostro territorio. Io direi che se non hai domande, Daniela, ti restituisco la linea e continuo questo tour che ci porterà a Cima d'Olmo. No, grazie davvero a Lucio Zanato, grazie anche alla collega Nicoletta Rizzetto lì a Badoere per questa bella manifestazione. Noi